Scatman's World. Ragazzi, siamo qua per la seconda parte del Gran Premio, giro record di Bottas. Massa primo, Alfonsino secondo, Ricciardo. Attenzione Rosbiff! Adesso il duello ragazzi, Rosbiff-Ricciardo. E adesso ce lo godiamo ragazzi, vai Rosbiff, questa seconda parte. Vai Rosbiff. Perché vogliamo il podio. Una Mercedes se n'è andata ma ce n'è ancora una, quella giusta, quella di Rosbiff. Vai! Mamma mia! Che duello! Che duello! Rosbiff-Ricciardo! Vai, 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 vediamolo che da fuori. Vai Rosbiff, ti prego, Rosbiff, ti prego. Portaci a casa il podio almeno. Portacelo a casa, Beppe. Che duello, non ce la fa più Ricciardo a tenere la furia del motore Mercedes. Non fate cazzate, mi raccomando, Rosbiff, superalo bene. Mamma che duello, eccolo qua. Tenta sorpasso qua, era un punto difficilissimo. Chiude la porta Ricciardo. Chiude la porta Ricciardo. Giro record di massa intanto ancora, ma chi se ne frega, noi stavo qua su Rosbiff. Ancora, qua ragazzi adesso lo può superare qua. Lo può superare qua. Eccolo qua, eccolo qua. Vai Rosbiff. Prende la scia, prende la scia. Attenzione. Ancora Ricciardo si salva. Ricciardo si salva in maniera incredibile. Mamma mia che dura. Mamma mia che dura. Che duello. E Bottas sta recuperando, ne sta approfittando di questo duello tra Ricciardo e Rosbiff. Bottas è vicino ragazzi. Valtteri Bottas l'è vicinus. Tanto Raikkonen al nono posto. Out Hamilton e Maldonado. Incredibile. Quindi ho perso i punti costruttori. Alonso sempre 2 secondi da massa. Non riesce né a recuperare né a perdere. Proprio rimane là. Bottas è sempre più vicino. Cazzo. Rosbiff. Figlio d'arte di Keke Rosberg. Vuole il mondiale Rosberg. Quest'anno ha detto che ha la macchina per poterlo vincere. Il problema è che in questa prima tappa in Australia le cose non sono andate benissimo. Giro record di massa intanto. La pioggia continua, incredibile. È più lontano stavolta Rosberg purtroppo. Purtroppo è più lontano, 16 giri su 29. Rosberg vuole provare la pazzia, chi lo sa. Quanto tempo stiamo perdendo però con sta cazzo di Ricciardo. Non va bene, non va bene. Vai Rosbiff, ci prova qua e ce la fa! Forse sbaglio! Grandissimo Rosbiff, cosa ha fatto Nicolino? Un sorpasso da fenomeno, terzo posto. Grande Nico, grande Nico. E Nico adesso va a caccia di Alfonso, sarà durissima però. Sarà molto molto dura. Andiamo a vedere un po' gli altri. Qua c'è Raikkonen al nono posto. Ormai le posizioni sono delineate. Qua c'è Button al 15esimo, Bianchi 16esimo. Bianchi è il migliore degli altri. No, c'è Kobayashi ragazzi, Kobayashi sta prendendo tra virgolette la pole degli altri. C'è la gara delle scuderie minori. Grande Koba, 12esimo. Attenzione Alonso però. Alonso ha recuperato tantissimo a massa. Grandissimo Alfonso. Questa Ferrari è ritrovata. È andato via Domenicali e tac, la Ferrari è tornata. Incredibile, incredibile. Anzi, non è per niente incredibile. Vai Alfonsino. Ormai fra un po' comincia il valzer dei pit stop, Manca poco. Vediamo qua il leader Pippo Massa. Grande Pippo, finora sta facendo una gara esemplare Pippo.
Super Pippo. Qua ci sono i doppiati. Rosberg al terzo posto, me lo godo. Ricciardo già quanto ha già perso. Incredibile, incredibile. La Mercedes va, c'è poco da fare. Vediamo un po' tutti i camera car. Grosjean 13esimo sta facendo una grande gara, sta recuperando tantissimo. Vettel invece è in crisi nera, ragazzi. Seba in crisi, attenzione! Attenzione! Button! Button prova il sorpasso. Button ha una strategia più lunga, va ai box. Ha una strategia più lunga rispetto a Vettel e agli altri, Anche Button, quanti errori in questa gara, 2 testa coda, anche Magnussen. Attenzione, Button è un po' indietro adesso rispetto a Vettel. Giro record di Rosberg, attenzione ragazzi, Rosberg se non ha traffico sta già recuperando, ha recuperato un secondo su Alonso, incredibile. Ragazzi, le Mercedes volano, Anzi, la Mercedes, perché Hamilton è uscito. Non piove più comunque ragazzi, non piove più. Non piove più. Quindi tra un po' ci sarà il cambio gomme. I piloti vogliono fare tutto su una volta, secondo me. Cambio gomme, pit stop. Sì, carburante. Bottas. Rosberg vuole recuperare, ragazzi. Vediamo qua Massa. Sta guidando benissimo per il momento. Ormai non piove più ragazzi, non piove più da nessuna parte. Presto cambio gomme ragazzi, presto cambio gomme. Ci sono nel primo settore qua ancora un po' bagnato perché pioveva tanto, ma per il resto perfetto. Grande Massa, mamma mia Massa, gara impeccabile. Alfonsino secondo, molto bene anche Alfonsino. Rosberg, vediamo se ha guadagnato qualcosa Rosberg. Poco. Attenzione Bottas, Ricciardo in difficoltà, dopo una prima parte di gara bellissima, adesso Ricciardo è un po' in difficoltà. Ormai la traiettoria è asciutta, ormai la traiettoria è asciutta. Ecco qua, è leggermente bagnato. Tra un po' ragazzi sono previste le soste, me lo sento. Buono, Bottas perché la Williams sta parlando bene, cazzo. Pit chiusa, probabilmente perché deve andare la Force India. Infatti la Force India, eccolo qua, primo pit stop ragazzi, la Force India, eccoli qua. Vediamo anche una schermata, non ha più carburante ormai. Seguiamo Nicolino Hülkenberg, scusate, Perez. Alonso ai box, Alonso ai box, Alonso ai box. Alonso ai box. Cambio gomma. Okay, no pressure. Just prepare yourself for the first gear. Go gear. now. Gomma forse ancora da bagnato? Colpo di scena forse, colpo di scena. Questa non l'avevo capita. Esce Alfonso. Ed esce al terzo posto. Terzo posto per Alfonso. Mamma che duello adesso. Mamma che duello con Ricciardo. Attenzione. Probabilmente perché c'è ancora pit lane. Perez ai box. Rosberg è secondo intanto, è grande Rosberg. Seguiamo Rosberg che salva anche i box, speriamo bene. Non ho capito perché chiaramente con le gomme sono una mod, quindi non so bene le gomme. Però mi sembra ancora da bagnato, forse per le traiettorie così, non lo so, non capisco sinceramente.
Devo un attimo capire le gomme come sono fatte su sta mod, perché faccio fatica a capire. Comunque dobbiamo seguire il pit stop di Nicolino, mi raccomando. Massa ai box intanto. Anche massa ai box. Chilton ai box. Pit lane per massa. Mi raccomando meccanici, mi raccomando. Eccola qua. Rosbif ai box. Mi raccomando ragazzi, Pitex è uscito massa intanto. Okay, no pressure. Just prepare yourself for the first gear. Veloci. First gear. Go now. Ok. Sosta un po' lenta forse, però vabbè. Ok Rosbif, ok. Rosbif sesto, forse settimo, vediamo. Settimo posto, abbiamo perso un po' di posizione, adesso vediamo gli altri, però sosta un po' lenta, Anche lui esce dai box. Tutti che... Attenzione, Kobayashi ai box. Gutierrez è uscito. Vettel ai box. Vedi, lui ha le gomme d'asciutto in realtà. Attenzione, 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 attenzione qua! Attenzione, incidente club! Oh, ma ragazzi, ma le McLaren, Magnus è il 16esimo, chissà perché nessun danno. Ci vuole un incidente un po' più grosso forse. Mamma mia, cosa rischiato. Button è no, Button è impazzito, ragazzi. Le McLaren sono impazzite. No, Magnus, scusate. Hanno sbagliato la bandiera però su Magnussen. Alonso giro record intanto. Mancano pochi giri, mancano 7 giri ragazzi. 7 giri. Ah, Dio mio. Scusate ragazzi. Cioè, cazzo, ho lasciato Facebook acceso, sono un coglione ora. Attenzione, ancora qua Magnussen. Rosberg è quinto. Manca Ricciardo, è rinominabile ai box. Deve entrare qua. Andiamo 9 giri. Bottas, Vergne, Hülkenberg, Raikkonen, Rosberg quinto. E qua, non so, forse non va neanche ai box sto stronzo. 8. Ericsson 20. Ricciardo. Va bene. No, che non vorrei mai che ho fatto il 50%, ma in tutte le macchine vanno nei box, sarebbe una beffa clamorosa questa, Sarebbe il beffone dei beffoni. L'Alonso giro record. Vettel il 16esimo, che bello. Ma perché ha solo la bandiera? Solo Magnus non la bandiera. Eh sì. Boh, vabbè, vaneggi qua. Si devono ancora sistemare, devono ancora sistemare la grafica e tutto. Button 11esimo, Perez 10º, buona gara. Rosberg è quinto, devo pregare il signore che devo andare ai box anche gli altri, che se no la vedo durietta, 24 giri su 29. Vediamo un attimo le classifiche. Un stop e manca Ricciardo e l'inominabile. No, ce la fanno, incredibile. Ecco, il 50% c'è questo piccolo vaneggio che certe macchine con una strategia più grossa a sto punto devo mettere almeno un 60%. Un 60% o
65 per stare più tranquilli, così tutti almeno una volta vanno nei box. Vado a perdere il podio così. Incredibile, amici, incredibile. Scandaloso, scandaloso a Melbourne. Devo fare i conti. Vabbè, pazienza. Tanto sempre 2 ritiri, Maldonado e Gigione. Attenzione qua, attenzione qua. Ho superato il doppiato, giro record di Roswith, ma che beffa, ma che beffa. 4 giri al termine, ragazzi. Devo mettere almeno 65%, ragazzi. Qua c'è il doppiato. Adesso vedi Alonso fa la cazzata. Vedi il cazzatone di Alfonso. No, niente da fare. Massa è sempre il leader. C'è anche i doppiati, si capisce un cazzo con i doppiati. Che gara, però la gara è emozionante. Peccato di sta piccola cosa di pit stop. Devo sistemarla. Penso sotto per almeno un 65%, perché 100 è improponibile. Però 65 lo possiamo fare. Qua Roswith con il doppiato. Grande Nicolino comunque. Era podio sicuro, peccato. Strategia vincente. Team radio per Roswith che ha detto: Roswith, peccato, la prossima volta mangiamo il prosciutto. Va bene. Comunque gran gara di Roswith, peccato veramente che comunque la pioggia se n'è andata. Non è così lontano però, Almeno quarti possiamo arrivare forse, dai. Dai Nicolino, dai Nicolino, dai Nicolino. Stiamo su Roswith per questi ultimi giri, chiaramente che è il nostro pilota. Proprio una beffa, faccio lui a 6 sì, ce la fa a finire la gara purtroppo. Che beffa, che beffa. E non è andata ai box, Neanche Button, Magnussen. Ericsson che è andato ai box è ultimo comunque, grande, grande vecchio. Dai Roswith, provaci, almeno quarti. Dai, speriamo in un ritiro, qualcosa. Dobbiamo essere anche antisportivi, ragazzi. 3 giri al termine. Nicolino sta recuperando tantissimo, beh, siamo più forti che sboccio. Ma porca puttana, la Toro Rosso quarta, incredibile. Il debuttante innominabile sta veramente facendo una gara sontuosa. Bandiera gialla. Bandiera gialla, bandiera gialla. Grosjean fuori. Il Grosjean fuori. L'hanno già portato via probabilmente. Già portato via. Già portato via. Anche le 2 Lotus ritirate. Vediamo la classifica. Eccolo qua, anche Grosjean out. Dai Roswith, dai. 2 giri al termine. Vai Rosberg, provaci alla fine. Almeno quarti, almeno quarti. Vai Nicolino, vai Nicolino, vai Nicolino, vai Nicolino. Che poi in realtà... Oddio. Vaneggio bug. Che poi in realtà si hanno messo sempre le gomme da asciutto, perché in realtà le gomme intermedie non sono blu e verdi. Bah, forse avevano sempre le gomme da asciutto, forse non era una pioggia così elevata. A questo punto erano sempre da asciutto. Vabbè, comunque concentrazione qua su Rosberg. Dai vecchio mio, dai vecchio mio. Adesso deve essere l'occasione.
Vai Nico, grandissimo. Grande Nico, grande Nico, grande Nico quarto, grande Nico quarto. Dai cazzo col motore Mercedes. Grande Rosberg, almeno il quarto posto vicino al podio, ma non è podio. Grande Rosberg. I primi 10, Massa, Alfonso, Ricciardo, Rosberg, Kvyat, l'innominabile insomma, Hülkenberg, Bottas, Raikkonen. Bravo. E adesso però dobbiamo stare sul leader della gara. Eccolo qua ragazzi. È giusto stare su Pippo Massa. Ha fatto una gara perfetta, un Massa strepitoso, un Massa meraviglioso. Potevamo scegliere Massa, porca miseria, invece abbiamo scelto Rosberg, peccato. Ultimo giro. Final lap. Final lap e team radio per Massa, final lap. Pochi chilometri separano per Massa, una rivincita dopo i Gran Premi con la Ferrari, soprattutto gli ultimi, dopo l'incidente all'Ungaroring per Massa che ha messo tutto. Ma adesso Massa è rinato e Massa si candida per un ruolo da protagonista nel mondiale. Un Massa meraviglioso, una gara perfetta, primo dal primo giro. Massa splendido. Signori, Pippo Massa è a poche curve, sta maturando per Massa il primo successo. C'era molta tensione, ma Massa vuole vendicare veramente le ultime stagioni con la Ferrari, veramente sottotono, e questa Williams si candida a un ruolo da protagonista ragazzi. Frank Williams e il resto della squadra saranno felici per questo risultato della Williams. Formula 1 97, scusate, è un momento di panico. Adesso va a rompe il motore adesso, pensa che ridere. Attenzione, tanto la pioggia ormai se n'è veramente andata, ma a sto punto erano sempre gomme d'asciutta. Attenzione, attenzione Massa, poche curve, 2 curve separano Massa dalla vittoria. Attenzione già, tutti la bandiera a scacchi, eccolo qua, Pippo Massa va a vincere il Gran Premio d'Australia, prima tappa del mondiale, bandiera a scacchi. Vittoria per Felipe Massa, vittoria per Massa, Alonso secondo, un doppiato chi se ne frega. Well done, brilliant drive. Andiamo da Rosberg che è quarto. Massa felicissimo, Massa felicissimo. Team radio pazzesco per Massa, Rosberg quarto, va bene dai. Sentite Massa felicissimo. E finisce il Gran Premio ragazzi. Ed è finito il Gran Premio ragazzi, grande vittoria per Pippo, mamma mia Pippo, vittoria superlativa, straordinaria. Mamma mia. Adesso la cerimonia del podio. Veramente per Massa una soddisfazione incredibile, eccolo qua. Saluta il pubblico Pippo Massa in 44 minuti, 153 km di media. 3 km e 207 di media oraria. Ragazzi, è finito il primo Gran Premio incredibile. Nella prossima tappa o Massa o Ricciardo o Raikkonen. A voi la scelta. Race over. Eccoci qua ragazzi. Allora vediamo un attimo. Best lap. Massa ha portato a casa anche il giro veloce, Rosberg secondo. Vediamo la classifica. Perché non ci sono tutti. Ah sì, perché il gioco ne conta sempre 6. Vabbè ragazzi, per noi commendoni veneziani 12 punti, che avevamo Rosberg come pilota. Raga, un saluto dal commendone veneziano, spero sia stato di vostro gradimento questa prima tappa in Australia. Ciao! Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.